Domenica 2 giugno a Sorgono è andato in scena il primo palio della stagione Airbus, che ha coinciso con il primo palio del 2019 in Sardegna. Ad organizzare l'evento è stata l'associazione ippica San Mauro Pro Andrea, guidata dalla presidentessa Chiara Pattaruzzi. Il palio si è svolto su 2 batterie di qualificazione, valevoli per l'accesso in finale. La prima batteria ha visto al canapo Quarzo Blu e Gianluca Fais, Unica Amore con Ireneo Cavidu e Ucla montata a Giuseppe Piccinnu. A contendersi i primi 2 posti valevoli per la finale. Senza problemi l'accesso di Quarzo Blu. Il figlio di Oscar Day ed Eleanor ha condotto la corsa da un capo all'altro. Con Fais sempre in controllo ha preceduto la compagna di box Unica Amore, che la spuntava al termine di un lungo inseguimento su Ucla. La seconda batteria era composta da Talete Sardo con Giuseppe Piccinnu, Tabar Riccardo Sulis, Oroc Arturo Lai, Zaira Nugoresa Giovanni Soggia, a giocarsi i primi 3 posti per accedere alla finale. Batteria elettrizzante già dalla partenza, con Talete Sardo che riusciva a guadagnare la testa della corsa, pedinato da Tabar e Zaira Nugoresa, mentre Oroc rimaneva tardato. Talete Sardo ha guidato il gruppo per tutti i 3 giri, precedendo Tabar e il rimontante Oroc, che aveva la meglio sul calo di Zaira Nugoresa. Al termine delle 2 batterie, la finale sembrava essere un match tra Quarzo Blu e Talete Sardo. All'abbassamento del canapo scatta in avanti con una partenza fulminea Unica Amore, interpretata dal buon Caviddu, seguita da Quarzo Blu, Tabar e Talete Sardo, mentre rimaneva tardato ancora una volta Oroc. Al termine del primo giro rompe l'indugi Fais, portando al comando Quarzo Blu. Da dietro intensifica l'azione Talete Sardo, trainandosi Tabar, mentre affievoliva l'azione Unica Amore. Succede tutto al termine dell'ultima piegata. Il battistrada Quarzo Blu alza Talete Sardo, lasciando il varco all'interno a Tabar. Sulis ne approfitta subito e brucia i 2 contendenti con uno scatto dirompente, lasciando al secondo e terzo posto Talete Sardo e Quarzo Blu. Al quarto concludeva Unica Amore. Primo successo in carriera per il giovane Riccardo Sulis, sentito a fine corsa. A seguire le voci del presidente dell'associazione Airbus Antonello Puligheddu e quella della presidentessa dell'associazione ippica San Mauro Pro Andrea Chiara Pattaruzzi. Allora, Riccardo Sulis, il primo vincitore del palio Airbus, anche il palio stagionale della Sardegna. Riccardo, tutto all'interno ti ha ripagato? Ti è piaciuta la base? Sì, tutto all'interno. Devo comunque ringraziare che ho avuto anche il cavallo. Senti, Tabar è vero, una grande genealogia, tra l'altro è nato a pochi passi da Sorgono. Sì, è nato proprio a Sorgono. Proviene dall'allevamento di di Battista Meloni, è un figlio di Zarlina, quindi una grande genealogia. Sì, la genealogia dice tutto. Per te è la prima vittoria? Sì, è la prima vittoria. Emozionato? Un pochino perché comunque mi ha ripagato e ha fatto credere. Senti, a chi dedichi questa vittoria? Ad Andrea e alla mia ragazza. Perfetto, io ti faccio i complimenti augurandoti il meglio per questa stagione. Resti qua in Sardegna, giusto? Sei qua in Sardegna. Sì. Quindi... Faccio questa stagione il palio qui in Sardegna e nulla. Quanti effettivi hai? Solo Tabar oppure qualche altro cavallo? Tabar e poi abbiamo un altro puro a sangue, Sgricinos. E con quello correrò se tutto va bene il 9. Il 9 la settimana prossima, sì, la settimana prossima. Con cui dà appuntamento anche a tutti per il circuito Airbus. Sì. Complimenti Riccardo. Grazie. Allora, per il primo palio del circuito Airbus siamo qua a Sorgono, era la prima tappa rinviata il 26 maggio. Tutto sommato è andato bene, grande presenza di pubblico, un discreto numero di cavalli. Siamo qui col presidente Puligheddu, ci darà le sue impressioni. Sì, il palio è andato tutto bene, c'erano anche diversi cavalli, anche buoni cavalli. Per essere il primo palio, quindi non sono ancora in condizioni cavalli, è andato bene. La vittoria è andata a Tabar, un cavallo che è nato a pochi passi qua da Sorgono, quindi anche il segno del destino l'ha fatto. Sì, ha fatto un bel palio, ha fatto una bella corsa. Anche gli altri sono stati bene. È stato proprio un bel finale, tutti insieme, Tabar, Guaz, tutti talenti, tutti espressione dell'ippica adesso in questa zona che stanno di nuovo allevando gli angolari abbassati. Speriamo che continuino e che vengano sempre più numerosi i nostri. Anche perché la mission di Airbus è quella della valorizzazione dell'angolare. Sappiamo tutti il periodo che sta attraversando l'ippica in generale, però questi pali danno una mano anche agli allevatori, alla passione e un po' a tutti.
Sì, ormai è da tanti anni che ci stiamo muovendo bene e qua in Sardegna il movimento degli angolari sardi sta crescendo, forse sarà l'unico posto dove sta crescendo veramente e questo ci fa piacere. Sì. Antonello, noi ci avremo modo di risentirci tutta la stagione che Sport River Blitz accompagnerà i pali del circuito Airbus. Chiara, siamo con la presidentessa dell'associazione ippica di Sorgono, la prima volta, direi contenta perché è andato tutto bene. Sì, contentissima. Abbiamo fatto questa associazione un paio di mesi fa per ricordare il nostro amico Andrea. Infatti l'associazione si chiama Associazione San Mauro Pro Andrea. E niente, sembra che sia andato tutto bene. Ci aspettiamo che anche l'anno prossimo qualcosa del genere. Anche meglio. Che meglio. È andato bene, lo dico, uno che segue i pali, ti faccio i complimenti per l'organizzazione, anche perché comunque non è facile allestire una pista con tutte le leggi che ci sono, insomma avete fatto un gran lavoro, sicuramente se vi ripetete l'anno prossimo è una cosa positiva. Come hai detto bene, nasce per Pro Andrea questa associazione, però anche la passione vostra, perché lui era un gran appassionato. Sì, era lui che si occupava dei pali, di organizzare insomma tutto. E quindi noi dovevamo fare così per ricordarlo al meglio. E direi che l'avete onorato. Chiara, io ti faccio i complimenti, ci si vede l'anno Vorrei fare prossimo. un ringraziamento Prego. al nostro amico Antonello Tatti, che è anche merito suo se siamo riusciti in questa impresa. Grazie Antonello. Niente, ti faccio i complimenti di nuovo, complimenti e sulla luce.